Membri del Consiglio d'amministrazione che si dimettono, consiglieri di oggi che battibeccano con quelli di ieri e un quadro finanziario praticamente azzerato dal momento che i lauti dividendi di Unicredit sono ormai solo un ricordo. Mentre il sindaco Giovanni Manildo chiede un incontro al presidente Dino De Poli, auspicando un nuovo rapporto tra fondazione e la città, il governatore Luca Zaia va dritto al punto. De Poli dice senza mezzi termini ha fatto il suo tempo. Penso che, come accade alla politica, in regione c'è il blocco di 2 mandati, a De Poli dovrebbe valutare che il blocco ormai l'ha superato da un bel po' e forse cedere il passo sarebbe un bel segnale. La gestione dei teatri, il futuro delle università, con Caspineda che sarebbe orientata a mantenere i rapporti solamente con Ca' Foscari, chiudendo quelli con Padova. Da Fondazione Cassamarca dipendono alcune delle realtà che hanno arricchito e valorizzato il capoluogo e i principali centri della provincia negli ultimi anni, nodi che ora anche i comuni sono chiamati ad affrontare non senza difficoltà. Di contro, dal mondo del volontariato si solleva il problema delle risorse promesse ma mai corrisposte, eppure la vocazione della Fondazione era questa. Una situazione complessiva che secondo alcuni si poteva prevedere e prevenire e del nuovo stato di cose secondo Zaia è ora di prendere atto. Fortunatamente siamo usciti dalla fase del mecenatismo, abbiamo capito che uno fa il mecenato con i soldi suoi o non con quelli degli altri. De Poli ha sempre fatto il mecenato con i soldi degli altri, ovvero della fondazione, e quindi sapendo che la fondazione nasce nel 1492 giù di lì, nasce in maniera mutualistica, sono i soldi dei trevigiani.